Francesca Pietra, responsabile dei Milan Junior Camp Mondo, è qui a presentare i Milan Junior Camp di Sport Eventi, un gestore che porta in Italia tanti stranieri. Assolutamente, diciamo che Sport Eventi è stato pioniere nell'iniziare e credere nel progetto dei camp 13 anni fa, e ovviamente un progetto è sempre dinamico, cambia e deve stare al passo con i tempi, e questa è una sfida che è stata raccolta e portata avanti da questo nostro grosso e importante partner. I camp piano piano si stanno trasformando non solo per i ragazzi italiani ma anche per ragazzi stranieri. Questo è importantissimo, soprattutto in questo momento di difficoltà del turismo, in generale, di crisi del nostro paese, come iniziativa oltre che sportiva anche turistica, per sostenere le nostre bellissime località, i nostri bellissimi montagne, mare e tutti l'arte, la cultura che l'Italia ha e sa offrire. E comunque il Milan organizza i Milan Junior Camp non solo per gli stranieri in Italia ma anche per gli stranieri nel mondo. Assolutamente, questo è un segnale forte e importante dell'importanza che il brand Milan ha e esercita non solo in Italia ma in tutto il mondo, sia attirando ragazzi nel nostro paese, sia andando noi direttamente nei vari paesi. Noi operiamo in oltre 40 paesi del mondo, in tutti i continenti. Questo è importantissimo sia per appunto i ragazzi stessi, per far fare un'esperienza ai ragazzi stessi, sia per poter conoscere anche direttamente, essere presenti, ovviamente con la prima squadra non possiamo, essere presenti in paesi diversi dall'Italia e farci conoscere, portare avanti i nostri colori e poi soprattutto far conoscere la nostra filosofia in maniera diretta su un target importantissimo come sono bambini e le famiglie, che chiaramente si sa quando si sceglie una squadra rimarrà per tutta la vita, e quindi è un discorso oltre che tecnico anche di marketing e commerciale molto importante. E tanto per raggiungere un sogno ai ragazzi che faranno i Milan Junior Camp quest'anno, alla fine della stagione ci sono dei ragazzi selezionati che vengono a fare un weekend a Vismara. Sì, esatto, alcuni dei ragazzi avranno la possibilità, selezionati dagli allenatori, sia per meriti sportivi sia per meriti non sportivi, quindi devono anche avere meriti comportamentali, di fair play, selezionati dai nostri allenatori, verranno al Milan Junior Camp Day, che è l'evento di chiusura dei camp, visto che abbiamo avuto 3 anni di acqua ininterrotta, sarà spostato verso la primavera, con oltre 400 ragazzi provenienti da tutti i camp mondiali, e avranno la possibilità di vivere un weekend rossonero, giocare in un torneo amichevole con tutti gli altri ragazzi selezionati, visitare San Siro. È tanti anni che fanno una sfilata molto bella sul campo con le bandiere dei diversi paesi rappresentati in campo, e quest'anno forse potranno anche vedere la nostra nuova sede.